anni trovata in cortile in una pozza di sangue e in fin di vita. Dare l'allarme il compagno giallo a Torri di Quartesolo, nessuna pista esclusa. Strage dei carabinieri a Verona, Maria Luisa Ramponi resta in silenzio davanti al GIP nell'interrogatorio di garanzia, è ancora scossa, dice il suo legale. Terribile schianto ieri a tarda sera sull'Alemagna tra le frazioni di Faè e Longarone, a perdere la vita una giovane mamma di 33 anni. Notte di follia a Paese, banda ruba camion e furgoni per bloccare Feltrina e ferrovia prima di assaltare un negozio. Treno si scontra con uno dei mezzi lasciato sui binari, miracolosamente era vuoto. Ladri scatenati anche nel Vicentino, a Pianezza malviventi in camera da letto mentre il proprietario dorme, lo shock nel suo racconto ai nostri microfoni. Mancano strutture e personale, l'allarme del presidente dell'Unione regionale delle case di riposo è già uno tsunami sociale, dice servirebbe un ministero specifico. Con oggi si è conclusa Motta di Livenza, l'esercitazione che ha visto coinvolte oltre 200 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli, con al centro la base del Simic Group. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con il giallo di Torri di Quartesolo. Una donna è stata trovata ferita nel cortile della sua abitazione, è in gravi condizioni. Indagini in corso da parte degli inquirenti per ricostruire tutti gli elementi utili e fare chiarezza sulla vicenda, dai contorni ancora tutti da definire. Indagini coordinate dalla Procura Berica, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. È un giallo il dramma che vede impegnati da stamattina a Torri di Quartesolo gli agenti della squadra mobile della polizia scientifica che stanno effettuando i rilievi per una donna di 49 anni che stamattina alle 5 è stata trovata a terra ferita nel cortile del condominio dove vive. A dare l'allarme sarebbe stato il compagno. Arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno stabilizzato la donna portandola al San Bortolo, dove è stata ricoverata in condizioni disperate. Sarebbero stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che sta svolgendo le indagini coordinate dalla Procura Berica per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. Nel frattempo i parenti più stretti sono stati accompagnati in questura per essere ascoltati dagli inquirenti che stanno raccogliendo più elementi possibili. Ad attendere gli esiti e le ricostruzioni della vicenda, tutta da chiarire, è anche il primo cittadino. Questa mattina sono stato allertato dalla polizia locale che a sua volta era stata avvisata dalla polizia di Stato che era intervenuta in via Zara. Al momento la vicenda ha ai contorni del giallo e speriamo che venga fatta chiarezza quanto prima. Accusata di strage con i due fratelli per la morte dei 3 carabinieri a Casteldazzano, oggi in carcere a Montorio, l'interrogatorio di garanzia di Maria Luisa Ramponi. Davanti al giudice ha fatto scena muta, nessuna parola. Maria Luisa Ramponi, la 59enne accusata insieme ai fratelli Franco e Dino della strage dei carabinieri avvenuta a Casteldazzano nel Veronese lo scorso 14 ottobre, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Montorio. L'incontro era una formalità necessaria perché la convalida dell'arresto avvenuta nei giorni seguenti la strage era stata fatta mentre Maria Luisa Ramponi era in coma all'ospedale Borgo Trento. La donna, infatti, quella notte era l'unica dentro il casolare e aveva azionato la Molotov che aveva innescato l'esplosione che ha provocato il crollo dell'abitazione, travolgendo e uccidendo i 3 carabinieri padovani Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. L'avvocato Ballottini, che difende la 59enne, ha confermato la scelta della donna di avvalersi della facoltà di non rispondere. Maria Luisa Ramponi è stata dimessa pochi giorni fa dopo il ricovero nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Borgo Trento e necessita ancora di medicazione. Come i fratelli resterà detenuta nel carcere di Montorio. Terribile schianto ieri sera lungo la Alemagna tra Faè e Longarone, a perdere la vita una giovane mamma di 33 anni. Le cause dell'incidente sono tutte da accertare, compresa la dinamica. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco, tuttavia, nella loro drammaticità, rivelano la gravità dell'incidente in cui ha perso la vita una giovane donna di 33 anni, Elisa De Paris, di Longarone. Per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM. Ferite di media gravità per una 46enne residente nel Pago, al volante della seconda vettura coinvolta nello scontro accaduto una mezz'ora prima circa della mezzanotte sulla 51 di Alemagna, all'altezza della Luvisotto Serramenti, a poche decine di metri dallo svincolo per Faè.
Le due auto, una Ford Fiesta e una Dacia Duster, procedevano in direzione opposta e una delle due potrebbe aver invaso la corsia di marcia poco prima della curva. L'impatto è stato violentissimo. L'allarme ha mobilitato le squadre dei pompieri del comando di Belluno e del distaccamento volontari di Longarone, che hanno messo in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso che hanno richiesto l'interdizione totale del traffico per tutta la durata dell'intervento. Le operazioni si sono protratte fino alle prime ore della notte. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica alla luce dei rilievi di competenza. Elisa De Paris, diplomata all'IPSAR di Falcade, aveva lavorato in diversi locali rinomati del Cadore. Da qualche tempo era dipendente del Bar Bianco che la Tebusche ha aperto a Longarone. La giovane lascia 2 bambini in tenera età, rispettivamente di 4 e 8 anni. Far West nel Trevigiano, a Castagnole di Paese, per commettere una spaccata al centro commerciale un comando di malviventi blocca la Feltrina con dei camion rubati. Un furgoncino con la refurtiva viene poi abbandonato sui binari e travolto dal primo treno della giornata. Sono tasselli di un mosaico di follia quelli che i carabinieri accanto alla Polfer stanno tentando di mettere al loro posto. Una scia di furti terminata con un furgone rubato travolto da un treno passeggeri, fortunatamente non carico, alle 5:30 circa del mattino, sullo sfondo l'area di Castagnole a Paese, lungo la strada regionale Feltrina. Una notte lunga, lunghissima, iniziata ufficialmente con l'allarme partito dal centro all'Iper per una spaccata al Beauty Star che si trova all'interno. È l'1:45 quando un fiorino usato come ariete sfonda le vetrate della galleria commerciale. L'azione è fulminea, i malviventi arraffano buona parte dei profumi di alta gamma. Viene allertato anche il vice direttore del centro. Appena mi hanno chiamato mi sono messo in moto e sono arrivato qua. Ho dovuto farmi la strada a piedi da Oro fino a qua perché la strada era chiusa. Proprio così, perché chi arriva sul posto capisce che i ladri prima del colpo hanno bloccato la Feltrina. Un camion viene trovato in direzione nord, l'altro a sud. Di fatto la regionale risulta come sigillata. La videosorveglianza interna riprende la scena. Le immagini vengono poi acquisite dagli inquirenti. All'incirca 6-7 persone saranno state. Erano travisate? Sì. I carabinieri scoprono praticamente nell'immediato che i mezzi risultano essere stati rubati circa un'ora prima da un'azienda di Castagnole, la ditta edile Martini. I 2 camion, uno a 3 assi, l'altro a 4, sono stati usati per bloccare la strada, il fiorino appunto come ariete e un daily per caricare la refurtiva, furgoncino che viene poi abbandonato sui binari della ferrovia in mezzo ai campi dopo un percorso su strada sterrata. Qui sarebbe anche avvenuto il travaso dei profumi rubati, alcuni sono rimasti anche a terra. Alle 5:30 lo scontro con il primo treno regionale di giornata diretto a Montebelluna per entrare in servizio. L'impatto inevitabile, fortunatamente non ci sono feriti, resta la conta dei danni e la caccia aperta alla banda. Certo che arrivare qua alle 2 di notte un po' frastornati e trovarsi il disastro che c'era non è certo piacevole. Ladri scatenati anche nel Vicentino. Ieri sera a Pianezzi i malviventi sono entrati in camera da letto mentre il proprietario stava dormendo. È un'ondata di furti senza fine, quella che si sta registrando nel territorio bassanese e marosticense. La gente ormai è esasperata, la rabbia cresce, come crescono la paura e la preoccupazione per un fenomeno che non accenna a diminuire. Ieri sera i ladri hanno colpito in alcune abitazioni di Pianezze. In via Pilastro sono entrati nella casa della famiglia Fantinelli. La moglie e quei bambini sono andati a prendersi una pizza. Io avevo staccato la notte il giorno prima e avevo anche un po' di febbre. Ieri sera ero a letto e questi sono entrati. A che ora? Era verso le 6:30. I malviventi sono arrivati fino alla camera dove Damiano stava riposando sotto le coperte. Hanno girato intorno al letto, intorno a lui. Io ero a letto perché gli hanno proprio strappato il comodino a mia moglie e lo hanno portato fuori. Che cosa vi hanno rubato? La bambina, braccialetti, anelli, anche la moglie, braccialetti, orecchini, tutta roba di oro. Con ogni probabilità, quando la moglie e i figli sono rientrati, i ladri erano ancora dentro in casa. E il cagnolino, appena che è sceso dalla macchina, è venuto su per le scale, tutto righiando, che aveva sentito che erano ancora dentro.
Quindi erano ancora dentro quando è arrivata sua moglie con i bambini? Sì. Quanta amarezza c'è? Tanta. È una ferita? Tanta rabbia. Più rabbia, più dolore? Sì. E mi diceva mi sono arrabbiato anche con i carabinieri ieri sera. Sì, è per la storia che insomma non siamo tutelati alla fine. Sentiti indifesi? Dobbiamo mettere su telecamere, allarmi, tutto del genere. Le telecamere dei vicini hanno ripreso i ladri mentre entravano nella proprietà della famiglia Fantinelli facendosi luce con delle torce. Non so più cosa dire. E io mi alzo alle 4 del mattino e vado a lavorare. E vado anche alla notte e adesso ho paura. Lascio a casa la moglie con 2 bambini. Queste persone che entrano anche se sei a casa. Dove siamo arrivati? Inchiesta Palude, l'ex assessore Boraso ha chiesto un patteggiamento di altri 10 mesi per il filone di indagine che riguarda tra l'altro le trattative di cessione di Palazzo Poerio Papadopoli. La pena totale salirebbe a 4 anni e 8 mesi. L'ex assessore Renato Boraso ha concordato con la Procura di Venezia una pena di 10 mesi e un risarcimento di 37.000 euro per presunta corruzione nella vendita di Palazzo Poerio Papadopoli ed altre accuse di turbativa d'asta rimaste fuori dall'ordinanza di custodia cautelare. L'accordo raggiunto dall'avvocato di Boraso con i pubblici ministeri porterebbe ad una condanna totale di 4 anni e 8 mesi per l'ex assessore, sommandola ad un primo patteggiamento di 3 anni e 10 mesi e 400 euro di multa per 12 accuse di corruzione. Prima però l'accordo dovrà essere approvato dal GUP che si esprimerà il 22 dicembre, esattamente 10 giorni dopo l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude, in cui comparirà anche il sindaco Luigi Brugnaro per la trattativa di vendita dei terreni ai Pili e per la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al magnate di Singapore Chin Kiat Quong. Nell'udienza di oggi hanno chiesto il patteggiamento anche Carlotta Gislon, la sua società, la Mafra SRL, il dipendente comunale Gian Roberto Licori e gli imprenditori Nievo Benetazzo e Jacopo D'Alio. Comune di Venezia e città metropolitana si sono costituite parti civili. Sesso con uno sconosciuto sotto un ponte a Padova, per i giudici non fu stupro, li incubò la notte della vigilia di Natale di 6 anni fa. Si era risvegliata, stordita, senza ricordi e con un uomo sopra di lei in un giaciglio sotto il Ponte delle Navi in centro a Padova. Era la mattina del 25 dicembre del 2019. A 6 anni da quella notte di Natale i giudici hanno stabilito che non ci fu violenza sessuale ed è stato assolto il 48enne tunisino con precedenti per spaccio che era accusato di aver stuprato una studentessa padovana che all'epoca aveva 21 anni. Una sentenza che fa discutere in un momento storico come questo, dove in Parlamento si discute della consensualità dei rapporti intimi. Il primo ad essere rammaricato per questa sentenza è il legale della ragazza, che esprime il suo dispiacere anche come cittadino. È pesante pensare che in un momento in cui si discute proprio quali siano i limiti di questo consenso e si sia di fronte a un'ipotesi in cui, in quel caso, la donna è palesemente non in condizione di esprimere un libero consenso perché sotto l'effetto di alcol e o di sostanze stupefacenti, a tacere di quello che può risultare, come nel caso di specie dall'analisi del capello, ebbene in un caso del genere non può essere considerato un valido consenso e questo è un elemento tranchant. Le prove portate a processo contro il tunisino erano molte. Nei capelli della ragazza erano state trovate tracce di una sostanza stupefacente simile alla GBL, la droga dello stupro. Ma per il collegio di giudici, cambiato più volte nel corso del processo, non c'erano prove certe che il rapporto non fosse stato consensuale. Non è che uno le assuma volontariamente. Io ho dimostrato con le investigazioni difensive, rivolte al medico di base, che la ragazza non assumeva quelle componenti, quelle sostanze che erano state ipotizzate, pur ipotizzate astrattamente dal consulente tecnico del pubblico ministero, che ci potessero essere in quanto assunte anteriormente al fatto. Poi il Tribunale è stato di diverso avviso. Ripeto, le sentenze, io da avvocato penalista lo so bene, devono essere rispettate.
però come cittadino posso esprimere il mio stupore, il mio diritto di critica in un momento in cui in Parlamento si decide di queste cose, qual è il limite del consenso. La studentessa, oggi 27enne, all'epoca era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva ricostruito quella drammatica notte. Dopo una cena con gli amici, la sera della vigilia di Natale, in un locale del ghetto di Padova, si era risvegliata seminuda la mattina del 25 dicembre, sotto il ponte che collega via Euganea e via Vescovado. Accanto a lei quello sconosciuto che si era subito allontanato. Nessun ricordo di quanto accaduto nelle ore precedenti. Era però riuscita a tornare a casa. Dopo qualche giorno, ancora sotto shock, aveva raccontato ai genitori e aveva denunciato tutto alla polizia. Mancano strutture per accogliere gli anziani che sono sempre più in aumento, ma a preoccupare è soprattutto la mancanza di personale. L'allarme del presidente dell'Unione regionale delle case di riposo. Siamo ben oltre l'emergenza. Il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver. Il secondo aspetto, siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale, per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi. Il quadro che disegna il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani, Volpe, è quello che lui definisce lo scenario di uno tsunami economico-sociale, di una tempesta perfetta. Oggi in Veneto gli ultraottantenni sono più di 382.000. Nel 2050 supereranno le 670.000 unità. Di questi il 65% saranno anziani soli. Dovete immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni. Numeri dietro ai quali ci sono anziani che avranno bisogno di strutture che diano loro la giusta assistenza. 10.000 quelli oggi in lista d'attesa per un posto letto. Servono ulteriori spazi, ma anche se questi ci fossero mancherebbe il personale. In Veneto attualmente servono 3.000 operatori sociosanitari in più. Non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. E oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani. Come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale? E poi questo è il dramma, cioè rischieremo di dover chiudere reparti. La risposta all'interrogativo passa attraverso diverse soluzioni, da politiche per un invecchiamento attivo alla gestione dei flussi migratori per portare dall'estero personale da impiegare nelle strutture e ancora la necessità di un sostegno economico per le RSA. Più in generale serve una maggiore attenzione per tutto il mondo degli anziani. Secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo, noi non abbiamo un ministero per gli anziani. Si è conclusa oggi a Motta di Livenza l'esercitazione che ha visto coinvolte oltre 200 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli, con al centro la base del CIMIC Group lungo il Livenza. La NATO deve essere coesa, la coesione tra i vari eserciti passa sempre attraverso l'addestramento e passa sempre attraverso la condivisione delle esperienze. In questo senso si è svolta l'esercitazione AD25. Per 10 giorni tra Veneto e Friuli si sono messe a punto le operatività tipiche del CIMIC Group di Motta di Livenza, che ha il compito di dare ai centri di comando la visione più chiara possibile degli scenari di guerra, tenendo conto non solo degli eserciti ma anche della popolazione civile. L'esercitazione non riguarda solo il Veneto o solo Motta di Livenza? Sì, è vero, siamo schierati anche in area friulana, nel nord-est, quindi nella zona di Udine. Abbiamo toccato le città di Osoppo, abbiamo trovato vari insediamenti lì con la popolazione locale, abbiamo interagito. Noi vogliamo rendere i nostri operatori particolarmente capaci nel dialogo e nella negoziazione, per cui abbiamo una forte interazione con la comunità locale, dove gli amministratori locali, gli esponenti delle istituzioni locali si prestano effettivamente a fare da attori, ma nel loro
nel loro ruolo e creano le condizioni di difficoltà per i nostri operatori che devono imparare a mediare. Come nell'esercitazione che ha visto protagonisti lagunari che simulava un bombardamento ad una struttura lungo il fiume dove gli uomini del SIMIC entrano in contatto con i responsabili civili del luogo per poi riportare la situazione a chi deciderà come agire. In tutto questo è importante la rete di comunicazione e di coordinamento da queste tende operative. Con i moderni conflitti in corso le decisioni vanno sempre più ricercate in maniera rapida. La cosa importante è che bisogna saper decidere bene e rapidamente. 20 gli eserciti coinvolti tra appartenenti alla NATO e da nazioni partner, con oltre 200 uomini operativi nei diversi scenari. Quando parliamo di operazioni militari, soprattutto a livello internazionale, il dialogo che si instaura tra la componente militare e la componente civile serve a generare sinergie. È la testimonianza del fatto che il Multinational CIMIC Group fa le cose per bene ed è riconosciuto universalmente come capacità primaria dell'Alleanza Atlantica. In chiusura vi ricordo la rubrica dedicata a voi e alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare anche una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp a cui inviare il tutto è sempre lo stesso: 351 1755 340. Specificate il vostro nome, cognome e il vostro comune di residenza. E con questa notizia chiudiamo l'edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.